Amici, buongiorno, come sempre notizie del web, notizie della carta stampata, come sempre un occhio di riguardo alla provincia di Rovigo e come sempre siamo pronti con le nostre notizie. Gazzettino Rovigo, in prima pagina c'è questa notizia di cronaca nera: uccide il padre a colpi di macete. Tragedia familiare ieri sera a Sant'Apollinare, nel campo che ospita il gruppo di roulotte della famiglia Cavazza. Il ragazzo, di soli 17 anni, ha colpito a morte il padre di 45 ed è fuggito in auto con la compagna, fermati a tarda sera. Il delitto ieri sera verso le 20, dopo l'ennesima lite tra il capofamiglia Eddis di 45 anni ed il giovane. L'uomo ha tentato la fuga dal campo di roulotte dove vive col clan familiare, ma è stato colpito e ucciso con un macete. I cugini della vittima sono stati i primi ad accorrere da Conselve dopo essere stati avvisati della furibonda lite. Tra noi giostrai, una cosa del genere non era mai accaduta. Sanità, la carica dei 150 per la fase 2 di vaccinazioni al via lunedì 15. 12 nuovi operatori sociosanitari appena assunti dall'USL, ma ne serviranno altri per formare le squadre. Serviranno almeno 150 operatori fra medici, infermieri, OS e anche personale amministrativo per far fronte alla seconda fase della campagna di vaccinazioni della popolazione. Il bollettino: 3 decessi, aumentano i contagi ed i ricoverati. Sono altre 3 le persone che si sono spente in Polesine in una catena di morte Covid che non accenna a spezzarsi. 2 dei 3 decessi sono avvenuti in ospedale, tra pazienti che erano ricoverati, 2 donne, una delle quali basso polesana. Per quanto riguarda l'economia e i problemi creati dal coronavirus, plateatici gratis a rischio, una tegola sugli esercenti. Senza indicazioni dal governo, ad aprile scatterà la tassa e il problema sarà del comune. I titolari dei locali già segnalano il problema di non aver visto ancora i ristori di gennaio. Le cerimonie hanno subito una riduzione del 70%. C'è stata una lieve ripresa per chi ha avuto il coraggio di sposarsi fra settembre e ottobre, ma tante coppie non riescono ad avere informazioni sui ristoranti, eccetera. Lo dice questo l'atelier ritratto sposa di Badia. Buona notizia dal Delta: nasce il polo italiano dei fertilizzanti. A Loreo compiuta la fusione tra l'azienda polesana K Adriatica e Agroalimentare Sud per introdurre l'innovazione del settore. L'amministratore delegato Giovanni Toffoli afferma: diventiamo un punto di riferimento per il mondo dell'agricoltura. Cultura, i Marmaia suonano per Zacchi, il gruppo polesano partecipa alla maratona musicale via web di solidarietà al giovane egiziano, studente dell'Università di Bologna che da un anno è detenuto al Cairo in attesa del processo per l'accusa di incitamento a crimini terroristici. I Marmaia parteciperanno all'evento online a fianco di Roy Paci, Marina Rei, Grazia Di Michele, Pierpaolo Capovilla, Alberto Fortis ed altri. Complimenti ai ragazzi dei Marmaia. Made in Polesine, maxi operazione dei carabinieri forestali nel delta del Po, denunce, sequestri, raffica, finalmente non è più il regno dei bracconieri. I militari di varie province, assieme alle associazioni ambientaliste, hanno finalmente scoperchiato il vaso, rivelando una diffusa illegalità con un reiterato utilizzo di richiami vietati. Rovigo, nell'antico Coghetto, bar storico appunto di Rovigo, c'è una bella mostra di Lauretta Negri, artista di Rivà. La piazza web: da Taglio di Po stanno arrivando i buoni spesa, tagli di 10 euro e distribuite in base al numero di componenti. Ulteriore tranche di aiuti economici dopo quelle avviate durante il primo lockdown. Voce di Rovigo: omicidio a colpi di macete. All'interno questo interessante articolo: col Covid l'economia va in prestito. Nel 2020 in Polesine le richieste di credito da parte delle imprese sono cresciute del 10,5%. Rovigo, in piazza Garibaldi, il bar Borsa chiude, cercasi gestore. Il Tun, che è appunto l'azienda che sta gestendo il bar in questo momento, se ne va dopo soli 24 mesi. Il 31 marzo scade il contratto e la Tun non intende rinnovarlo. E chiudiamo con questa notizia: il Museo della Giostra riapre, lo annuncia il museo stesso con tutta la gioia che deriva da una ripartenza dopo un lungo periodo di chiusura. Il Museo della Giostra è a Bergantino e vi invitiamo a visitarlo. Per oggi è tutto, grazie dei vostri ascolti, grazie che ci seguite sia sulle pagine Facebook, YouTube e anche da Radio Ediva, e da Leandro Maggi, come sempre è un piacere stare con voi. Ciao ciao!